Le voci dei leghisti all'estero. E la linea torna subito a Matteo Furia. Grazie mille caro Giulio, buon pomeriggio a tutti i gentili radioascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati su Filo Diretto con la Lega nel Mondo e come sempre su Filo Diretto con la Lega nel Mondo abbiamo un nuovo ospite, abbiamo sempre un ospite diverso. Questa volta abbiamo un ospite che è già venuto sul nostro spazio, quindi non do il benvenuto ma do il bentornato a Massimo Radaelli, coordinatore della Lega nel Mondo Moldavia. Ciao Massimo, bentornato. Ciao, grazie dell'invito, grazie della possibilità che mi date di poter parlare con voi. Saluto tutti i radioascoltatori dalla Moldavia, da Chișinău. Oggi è una stupenda giornata, c'è un sole, diciamo che è il primo giorno di primavera, ecco, diciamo così. Anche qua a Milano quest'oggi c'è un bel sole, anche se adesso vedo che si sta un po' coprendo pian piano, però vabbè, è da un paio di giorni che è così, però bando ovviamente all'atmosfera, alla nostra atmosfera. Quello che volevo chiedere a Massimo, ovviamente, che è importante, visto che comunque la Moldavia è molto vicino all'Ucraina, e torniamo di nuovo ancora su questo tema, ancora una volta, perché ovviamente la prima volta che Massimo è venuto, essendo la Moldavia molto vicina all'Ucraina, le avevamo chiesto come procedeva da quelle parti, come era vissuta dalla popolazione, che cosa diceva la politica, così. Adesso che è passato un bel po' di tempo rispetto a quando ci eravamo sentiti, che ormai è quasi un annetto forse, com'è mutata la situazione? C'è stato un cambiamento? C'era più tranquillità? Perché mi ricordo che comunque, sì, il governo, ma mi ricordo che mi avevi detto, il governo c'era calma così, però ovviamente si era un pochino anche con le orecchie, con lo sguardo. Esatto. Guarda, ti devo dire che la situazione qua è molto tranquilla, non si respira quell'aria, diciamo così, tesa dall'inizio di marzo, aprile, maggio di un anno fa. Le cose, diciamo, sempre, come dire, sempre col beneficio di inventario, si sono tranquillizzate soprattutto qua in Moldavia, sul confine della Transnistria. Per cui dall'inizio da una grande preoccupazione che la guerra potesse intaccare anche la Moldavia, siamo arrivati a un convincimento che è molto difficile che questo accada. Naturalmente, come ho detto, però tu sai benissimo che alla fine quelle che cambiano le carte in tavola sono le decisioni politiche. Per cui il governo mi sembra molto, diciamo, come ti posso dire, che va avanti a passi molto a molta cautela, ecco, nel senso che sul discorso dell'ingresso nell'Unione Europea assolutamente è una cosa che bisogna fare, sono d'accordissimo, cosa diversa, tanto che il 21 di questo mese ci sarà una grossa manifestazione a 21 maggio in piazza pro Europa, dove parteciperanno i partiti di governo e anche non i partiti di governo. Poi ne sentirai anche parlare, penso ai nostri telegiornali. In più, il 1° giugno ci sarà un incontro con tutti i capi di Stato europei qua a Chișinău, proprio per far pesare quello che è il discorso della situazione moldava, non solo quella ucraina, e non so se sia presente o addirittura il presidente Mattarella o il primo ministro Meloni o il ministro degli esteri italiani. Comunque la cosa è confermata il primo di giugno. Come ti ho detto, cosa ben diversa se parliamo di NATO. Ecco, lì già andiamo su un discorso che diventa molto pericoloso per una nazione come la Moldavia. Questo è un mio parere del tutto personale, d'accordissimo sugli accordi economici, d'accordissimo su tutto quello che riguarda l'ingresso nell'Unione Europea, e invece non sono assolutamente d'accordo sul discorso dell'entrata della NATO della Moldavia, perché la Moldavia è una nazione dichiarata neutrale, per cui io penso che i russi non abbiano nessuna intenzione di entrare in Moldavia o di mettere sotto pressione la Moldavia, perché li abbiamo qua, come ti dicevo, dall'anno scorso da 30 anni.
a 30 km, a 40 km. Se avessero voluto entrare in Moldavia sarebbero già entrati 50 volte, visto che sono a 30 km. Per cui penso che non ci sia questa volontà. Esatto. Perché giustamente tu dici aderire alla NATO sarebbe una sorta di provocazione. Esatto, quello che è successo con l'Ucraina. È una storia che arriva ancora dal 2014. Come ripeto, purtroppo queste nazioni, compreso l'Ucraina, compresa la Moldavia, hanno vissuto sotto l'Unione Sovietica per 70 anni. Per cui la Moldavia dipende in tutto per tutto dalla Russia a livello energetico. Adesso si sta facendo qualche cosa a livello con la Romania e con gli aiuti europei, però ti faccio presente che qua il gas costa quasi più che in Italia. Per cui l'energia elettrica, noi la prendiamo qua sul confine della Transnistria e naturalmente la centrale elettrica è di proprietà dei russi, capisci? Per cui molte società qua in Moldavia sono proprietarie di russi, per cui è tutto un equilibrio che si è mantenuto per 30 anni e speriamo che vada avanti. Naturalmente giocare sul fattore economico è una cosa che vedo positivamente, giocare sul fattore NATO e sul fattore delle armi sarebbe un'altra nazione con gli americani alle porte a cui i russi non è che farebbe molto piacere. Ecco, tutto qua. Su questo concordo con ciò che hai appena espresso, perché sarebbe un'ulteriore provocazione e io penso che già di tensione ce n'è già tanta. Esatto. Ampliarne ancora di più. Sono su questi discorsi, sai, non è che è molto difficile parlare con gli italiani di questi discorsi. Perché vedendo la televisione italiana, sentendo i talk show e tutte le varie trasmissioni, c'è un pensiero unico. Bisognerebbe un attimino allargare quello che è il pensiero, vedere la tipologia, la mentalità dei russi e la mentalità degli ucraini. Io non voglio giudicare nessuno, però come ho detto, io capisco, la Russia ha fatto un errore grandissimo, io condanno sicuramente, non sono pro Putin, anzi, però diciamo che anche gli ucraini ci hanno messo del loro, ecco, spinti dagli americani. Diciamo che comunque queste sono le realtà delle cose, perché esatto. io le vivo tutti i giorni qua, non è che le sento dire e me le faccio dire. Ti dico l'ultima: gli americani all'asta hanno comprato la superficie dello stadio per fare un'ambasciata enorme. Perché cosa? Qua sono 2.800.000 persone. Perché cosa? Hanno fatto un'asta, l'hanno vinta loro, e lo Stato, nonostante ci sia stato un referendum dove la popolazione non era d'accordo, perché l'America ha già qua un'ambasciata di un certo peso, no, hanno voluto anche, per cui, e con questo chiudo il discorso politico americano, ucraino. Adesso io penso ecco, si parla così, Massimo, perché dopo sai, appena tu scendi un attimino dal pensiero putinista, comune, tu sei pro Putin, tu sei pro russi. No, io non sono pro nessuno. Io sono pro Moldavia perché io 30 anni che vivo qua, metà della mia vita l'ho vissuta qua, ho famiglia, ho figli, capisci? È facile dire facciamo da lontano, dall'Italia seduto sulle poltrone. Ecco, hai assolutamente ragione, secondo me, anche perché comunque secondo me come è stato trattato questo tema, quello che sta succedendo oggi, non è stato trattato secondo me, come hai detto tu, a 360 gradi, perché penso che non ci sia una singola, cioè penso che tra tutti, se anche a coloro che diciamo sono contrari per esempio all'invio delle armi in Ucraina, in Italia si va a chiedere, ma sei favorevole al fatto che Putin abbia invaso l'Ucraina? Penso che non ce ne sia uno che dica sì, sono favorevole al fatto che Putin sia intervenuto invadendo un paese. Però la situazione è più complicata. Su una domanda secca ti direi no, non sono assolutamente d'accordo. Ha fatto un errore madornale, però bisogna vederla nell'ambito più generale, ecco, per cui cioè le situazioni internazionali non sono così semplici, non è bianco nero, nero bianco, sono più complicate, ecco, e vivendo qua e vedendo ogni giorno le situazioni che come si evolvono diventano sempre più complicate. Le decisioni politiche sono basilari, perché io penso che ogni capo di Stato prima di tutto deve mettere di fronte il bene
del suo popolo, per cui tirarci addosso anche qua una guerra sarebbe la fine di questa nazione qua. Per che cosa? Per quale motivo? Non riesco a capirlo proprio. Anche perché comunque, come hai detto tu, noi italiani, soprattutto anche per la nostra storia, siamo sempre stati abituati a dividere la storia, ma anche il nostro presente, in buoni e cattivi. Sempre in buoni e cattivi. Come se fosse un fumetto della Marvel, dove c'è Spider-Man e c'è il Dottor Octopus che è il cattivo. Ok. Non è così la realtà. Magari fosse così, magari fosse così. Non è sono pienamente d'accordo. Poi quando sento anche in televisione che già si pensa alla ricostruzione dell'Ucraina, scusa, mi viene proprio da ridere, perché siamo lontani anni prima che questa guerra possa finire. Questo te lo dico, ricordati quello che ti dico oggi, anni, non mesi, anni, perché i contendenti hanno una mentalità simile, non uguale, simile, però è gente che non ha scrupoli, non interessa, devono arrivare fino al loro obiettivo finale e durerà anni. E sentire che si pensa già alla ricostruzione mi sembra abbastanza paradossale la cosa. Si parla di cose che non esistono, che saranno, verranno, poi quando arriveranno, la nostra posizione di italiani quale sarà? Allora, è chiaro che anche questo non lo vogliamo riconoscere, che poi uno sia favorevole, che uno poi sia favorevole o contrario, quello è un altro paio di maniche. Però il fatto che noi non riusciamo a guardarci tutti negli occhi, a dirci che comunque l'Europa sta seguendo e ha sempre seguito per la sua storia gli Stati Uniti per quanto riguarda la politica internazionale, questo ce lo dobbiamo dire, e dire di no è una falsità. Poi se uno dice io sono favorevole, quello è un altro paio di maniche, o sono contrario, è un altro paio di maniche, però dirci come stanno le cose anche, perché sappiamo bene di quello di cui stiamo parlando, così. Poi, ripeto, uno guarda l'Ucraina e dice, cavolo, sti poveracci che sono stati cioè, si è scatenata una guerra dove sta portando... Guarda, oggi proprio ho avuto un appuntamento, perché non so se lo sai, nel frattempo sono stato eletto a novembre presidente della Camera di Commercio italiana in Moldavia e rappresento quasi 87 ditte che danno da lavorare quasi a 15.000 moldavi, per cui la situazione la conosco bene, la so bene qual è la situazione. E stavo parlando oggi con una Ollus norvegese, ci sono anche delle Ollus italiane, c'è Medici Senza Frontiere, che sono qua e aiutano ancora meno, perché il flusso è molto molto diminuito, no? Ucraini che vengono in questo momento in Moldavia per cercare, perché il problema è quelli che ci sono qua, quegli uomini che sono qua non possono più tornare indietro, capisci? Non possono più rientrare nella loro nazione, se no verrebbero reclutati, fermati. Per cui queste Ollus cercano di aiutare questi ucraini tuttora, seguendoli legalmente, dandogli anche supporto logistico come finanziamenti per dei piccoli appartamenti, finanziamenti per alimentari, cioè tante piccole cose in aiuto di questa popolazione. Capisci? E anche noi come associazione, come Camera di Commercio, abbiamo fatto degli interventi a livello umanitario nei confronti di questa popolazione. Perché tu sai che poi quando ti trovi di fronte a donne e bambini non interessa più guerra, russi, ucraini, hai solo delle persone davanti e cerchi di aiutarle nel miglior modo possibile. Sono esseri umani, esattamente. Cui... Su questo è molto nobile da parte vostra. Cerchiamo, è molto nobile da parte vostra. Cerchiamo sempre di tenere, come ho detto, alta quella che è oltre l'immagine dell'Italia all'estero, ecco, sia a livello, diciamo, imprenditoriale, ma anche a livello culturale, a livello umanitario. Ecco, questo è molto importante, e penso che in questo paese siamo sempre ben visti, perché d'altronde hanno una cultura latina come la nostra, è già una cultura diversa rispetto agli ucraini e russi, che sono slavi. I moldavi sono di origine latina, per cui si avvicinano più alla nostra mentalità, ecco, non sono duri e crudi.
Ti faccio un'altra domanda inerente a una cosa che hai detto, perché siamo già arrivati purtroppo alla fine del programma. Dimmi. Tu giustamente dicevi che a breve ci sarà una grande manifestazione pro Europa. Il 21. Ecco, ma una domanda che mi sorge spontanea, visto che comunque, come hai sottolineato giustamente tu prima, la Moldavia ha fatto parte dell'Unione Sovietica, non c'è magari qualche piccolo rimpianto, nel senso di dire no, noi non ci vogliamo, ci sono partiti politici che ovviamente hanno un peso, che dicono no, non ci dobbiamo avvicinare alla Russia, ma dobbiamo avvicinarci a ciò che storicamente sono sempre stati i nostri alleati. Ti spiego, ci sono dei partiti che anche tra le altre cose è uno dei partiti proprio che ha lottato fino all'ultimo maggioranza relativa al Partito Socialista, che loro sono proprio, non dico filorussi, però sono si dice finanziati dalla Russia e tendono proprio a avere una linea di favoritismo nei confronti della Russia. Ti faccio presente che nonostante la Presidente e il Parlamento abbia votato il mese scorso come legge che la lingua ufficiale, per cui la lingua che è adottata in Moldavia non si chiami più moldavo, ma si chiami romeno, la lingua ufficiale in Moldavia è il romeno. Se tu vai per strada in qualsiasi momento, quasi tutti parlano russo, l'80% parla russo, perché i russi che sono residenti qua non sanno il moldavo. Il moldavo sa il russo e il romeno, il russo sa solo il russo. Poi qua ti faccio un esempio, nella mia palazzina, che siamo 10 famiglie, ci sono io che è un italiano, di fianco c'ho una russa che è sposata con una moldavia, sopra c'ho 2 ucraini, sopra c'ho un moldavo, all'ultimo piano c'è un russo, per cui c'è una multietnia, ma questo arriva da Stalin ancora, quando prendeva per mischiare tutte quelle che erano le razze, prendeva i moldavi, li mandava da una parte, però questa cosa qua sì esiste, però anche i russi, perché la Moldavia è in Europa, capisci? Ormai non fa più parte dell'impero sovietico, basta, è finito, si parla di cose passate, è logico che gli anziani ci sono sempre i nostalgici. Tu vedrai adesso, settimana prossima è il 9 maggio, la festa della Resistenza, qua la festa della Liberazione, e tu vedrai qua tantissima gente a manifestare al Sacrario con la bandierina di San Giacomo, quella rossa e nera, e tanti russi, tanti che hanno perso genitori, nonni nella guerra, per cui è una cosa molto complicata che capisci, sono troppo legati, no? Ci vorrà 1 o 2 generazioni per far sì che questa cosa cambi, ma adesso c'è ancora gente del 40, del 50, del 60 che hanno passato la gioventù, hanno ancora la mentalità consomolista, hanno la mentalità dei pionieri col fazzolettino rosso, cioè sono cose che uno non può, capisci, è fresca la cosa. Noi abbiamo ancora la reminiscenza del fascismo che è finito 80 anni fa, loro il comunismo è finito qua, l'indipendenza l'hanno presa nell'89, nel 90, 89-90, per cui sono passati 30 anni, da noi 80 anni abbiamo, per cui figurati, è ancora abbastanza insito dentro la loro mentalità, soprattutto è vero, le nuove generazioni no, ma le vecchie generazioni sicuramente sono molto legate alle tradizioni dell'Unione Sovietica, e quando parli, ti faccio l'esempio di mio suocero che è sempre stato, era un militare, lui dice che viveva meglio quando c'era l'Unione Sovietica, non gli mancava niente, capisci? E così come mio suocero ce ne sono tanti, e mio suocero non ha 90 anni, ne ha 67, 68. È giovane, certo, perché appunto anche i miei genitori, se ero moldavo, sicuramente avevano vissuto bravo, crescevo anche con la determinata educazione, anche ovviamente con impostazione. Comunque Massimo, siamo arrivati alla fine del programma. Io ringrazio di nuovo Massimo. Grazie, sono sempre a disposizione, quando volete chiamatevi che vi fa piacere. Grazie ancora Massimo di essere tornato qui sul nostro spazio, grazie a Massimo Radaelli, coordinatore della Lega nel Mondo Moldavia. Grazie a tutti. Ringrazio anche tutti voi cari radioascoltatori che come sempre ci seguite, ci supportate, ci rivediamo al prossimo episodio di Filo Diretto con la Lega nel Mondo. Grazie per l'ascolto. Avete ascoltato Filo Diretto